Siamo qui con l'ingegner Luciano Zerbinati, grande mecenate polesano, nonché proprietario di Villa Morosini, e vogliamo chiedere a lui come mai una mostra dedicata a Romano Lotto. La mostra Romano Lotto si collega a questo ciclo di mostre che facciamo in villa, dopo Guidi e Andy Warhol. Ho deciso di farla a questo grande artista perché a lui avevo dedicato una mostra ancora nel 1999 che l'avevo realizzata a Villa Pisani a Stra, e quindi questo richiamo, visto anche l'età ormai molto avanzata dell'amico Romano, ho detto prima che perda un po' i contatti con la possibilità del movimento, di queste cose, facciamo una mostra. Lui ha accettato, anche perché in questo periodo è allestita una sua mostra a Mestre, in una galleria di Mestre. Questa mostra è intitolata La magia del colore, e allora chiediamo all'artista Romano Lotto come si integra il colore qui a Villa Morosini. Quanto è importante il colore per lei nella sua maniera di esprimersi? Innanzitutto sono un veneto, quindi ho studiato qui nel Veneto, sia all'Accademia sia all'Istituto d'Arte. Sono cresciuto con le grandi biennali dal 54, immagini, ho visto le più belle biennali veneziane. Ho avuto la fortuna di frequentare un maestro che mi ha accolto, che avevo 15 anni, che si chiamava Renato Perretti, che mi ha insegnato proprio, mi ha educato alla pittura, diciamo, perché era bravissimo, era un allievo di Ubaldo Oppi, e poi ho avuto la fortuna di incontrare grandi maestri, soprattutto Oskar Kokoschka in Austria, sono stato 3 anni da lui, poi Emilio Vedova, poi a Venezia San Tommaso, quindi frequentando anche questa gente, vedendo i loro lavori, insomma il colore, questi esprimono il colore in modo straordinario e mi ha aiutato molto.